Buongiorno a tutti, sono Franco Tosini, responsabile del Centro Po di Tramontana. Dopo un'assenza di circa 10 giorni a causa del maltempo, vento e neve e bufere varie che per fortuna non hanno determinato grossi danni alle strutture del Centro Po di Tramontana, seppur tanto freddo e quindi tanti consumi, elevati consumi di gasolio per riscaldamento delle serre, oggi sto facendo un video sull'innesto orticolo del cetriolo. Come vedete, l'operatrice ha preso il nesto, che è un cetriolo, una qualsiasi varietà, e la sta innestando su una zucca interspecifica, quindi è un incrocio tra una maxima ed una moscata, parliamo di cucurbita, e questo serve per determinare una rusticità maggiore nella pianta. Come avevo detto nei video precedenti di innesto e pomodoro, è un metodo per ottenere delle piante molto più forti, se vogliamo, più vigorose, più rustiche, che uniscono la varietà e quindi il frutto che vogliamo di una determinata specie e varietà alla robustezza del piede, in questo caso di zucca, che permette di ottenere una pianta con un apparato radicale, come vedete si vede già la radichetta che fuoriesce dal pan di terra, che determina quindi una pianta più resistente a determinate fitopatologie, a parassiti, e quindi sempre nell'ottica di ridurre, per non dire eliminare, gli antiparassitari, e quindi ottenere una produzione più sostenibile e più ecocompatibile. Vi ringrazio per la partecipazione. Ovviamente sono tutte prove sperimentali, in questo caso varietali, che si stanno realizzando, si stanno preparando per il famoso 7-8 giugno, il 30° anniversario della sperimentazione e attività del Centro Po di Tramontana. Arrivederci a tutti.